Bentornate Aquile a questa nuova puntata di Aquile Libere, la trasmissione televisiva curata dal movimento friulanista Aquile dal Friul. Una trasmissione che tratta argomenti di cultura friulana, territorio friulano e storia friulana. Come benissimo purtroppo sappiamo, in Italia si parla poco di Friuli, a volte neanche si sa dove si trova il Friuli, lasciamo perdere la storia a scuola, dove il patriarcato di Aquileia non viene nemmeno menzionato, lasciamo anche perdere purtroppo alcuni politici locali. Di Friuli parliamo noi qui ad Aquile Libere e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Da qualche settimana, come sapete, vi poniamo una domanda, vogliamo coinvolgervi, conoscere le vostre opinioni. Ricordiamo che questo non è un sondaggio, non è una piattaforma Rousseau, ma è semplicemente un modo per appunto conoscere la vostra opinione. Settimanalmente vi poniamo una domanda. La settimana scorsa avevamo chiesto esattamente se siete favorevoli o contrari all'utilizzo degli OGM in agricoltura in Friuli e stanno ora andando in sovraimpressione quelli che sono i risultati delle vostre opinioni. Ed ora poniamo la domanda di questa settimana. C'è un argomento che forse alcuni di voi non conosceranno, un argomento particolare che parla di una nicchia abbastanza importante per la nostra regione. Abbiamo un corpo volontario di soccorso alpino in Friuli che è un corpo d'eccellenza, è un corpo che in molti ci invidiano. Ebbene, pare che, è notizia recente, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco voglia, diciamo così, soppiantare quello che è il nostro corpo di volontari del soccorso alpino, cercando di delegare appunto ai Vigili del Fuoco e quindi con competenza centrale nonché romana, questa importante attività appunto di soccorso alpino. E dunque la domanda è la seguente di questa settimana: siete favorevoli o contrari al fatto che i volontari del soccorso alpino friulano continuino le loro attività e questa attività non venga demandata ai Vigili del Fuoco? Rispondete numerosi. Ed ora la linea alla rubrica La Chiacchierade dell'amico Paolo Bortolussi. Vai Paolo. Mandi a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Una Chiacchierade. Insieme con me voi è il dottor Zanon, che rappresenta l'associazione culturale Precheco Placerean. Mandi Paoli e benvenuto alla nostra trasmissione. Vorrei sapere se che o faceis tra la vostra associazione, siccome è nata tanti anni fa, il scopo qual è? Sì, è nata più di 30 anni fa, nel 1988, dopo 2 anni dalla morte di Precheco Placerean, un predi, uno dei più grandi furlanisti e autonomisti che il Friuli aveva avuto, un uomo di grande cultura, che ha lasciato un messaggio, un'eredità identitaria e culturale che noi che anche a volte eri giovani, su un gruppo di noi, abbiamo deciso di chiappare su e di portare in denante questi valori fondamentali per il nostro Friuli, perché si cercare di storie, di lingue, di culture, ma anche di identità, ma anche di sviluppo sociale del territorio. La prima roba che abbiamo deciso di portare in denante al tempo è stata la Festa delle Patrie del Friuli, che Precheco dal 1977 Aquile aveva lanciato, inventando di sale piante. Perché lui diceva sempre che un popolo senza storia non l'ha vigni.
e noi o ieri e o sin anche d'accordo. Bisogna avere radri forti per poter chiamare in denant, se no non tu sei nessuno, se no tu hai una tua identità. All'inizio dei primi science praticamente eri in Bessoi. Poche alla volta tenendo come diceva lui, tenendo contributo e contributo, in particolare il mondo della politica, e ho cominciato a convincere, strade facenti, prima di tutto, come al solito, e dopo associazioni, e dopo finalmente un po' alla volta anche ens publics, prima qualche comune, dopo le 3 province dal Friul, le 3 diocesi dal Friul, e 3 anni fa è succeduto il miracolo. La regione autonoma Friul Vignesi e Giulia si è convertita e ha praticamente deliberato il 3 di aprile anche feste ufficiali de patrie dal Friul, che ha anche l'incarico di gestire queste manifestazioni, sempre con la collaborazione nostra da nostro istituto, ma anche un po' di tante altre realtà. Dopo Waltris, la storia anche, che faranno le trasmissioni specifiche anche su che roba qui? Sì, noi dopo naturalmente tal tempo abbiamo realizzato tante iniziative, per esempio dal settore della pubblicistica e dall'editoria. Da Heinz, per esempio, una regolaine che è unica di studi sull'autonomismo in Furlan, che è arrivata a, non mi ricordo, quasi al 30° volume, curata dal professor Gianfranco Ellero, che ringrazio, uno dei più importanti storici furlans, in particolare su quel settore qui, ma anche altre pubblicazioni, altri studi, a 360 gradi, sicuramente di carattere storico, ma anche di narrative, fino addirittura arriva recentemente, abbiamo deciso di cominciare una nuova golaine da un settore dove che quasi nessuno si impegna, perché non nos piacciono le sfide che sono un po' difficilotte, che è dai giochi per frus, per Furlan. E allora abbiamo realizzato il gioco dall'occhio per Furlan, e avevamo di realizzare un secondo gioco, ma all'elat, come si dice per italiano, a ruba, e abbiamo scognato impegnare che i post-bes che non passino, facendo una seconda edizione del gioco dall'occhio, ma abbiamo cantato presto anche di continuare un po' da questo settore, che do là che domande. E questa è una roba interessantissima naturalmente, no? Le scuole materne, gli asilos, ma anche altre realtà, per esempio i centri estivi, no? di tante bande dal Friuli. Io c'è anche sulle scuole, sì, perché per me è una roba importante questa. Ma anche la famiglia. Che il di faccia carai frus. Se la famiglia non vuol farlo, a manco la scuola, e non insegnai la grammatica ai frus dagli elementari o dall'asilo, si può dire. Ecco, comunque così, insomma. Ecco. E dopo tu sei dismentiato in la grande collaborazione con le università sulla ricerca. Sì, lì però tu hai detto prima che faremo una puntata questa sulla storia, sicuramente noi abbiamo avuto la fortuna, forse anche un po' l'abilità di poter realizzare robe importanti in collaborazione con grandi realtà, no? Importanti realtà. In particolare, noi vuoi dismettere di citare un po' c'è il florut al nostro occhiello, no? Noi abbiamo da sempre curato il rapporto e la collaborazione con le altre minoranze linguistiche d'Italia, ma anche di tutta Europa. Per dire la verità, si inlassa anche fin dal Quebec. Ma questa roba qui è una roba che non si è insegnata anche qui per Checo, no? Che non bisogna mai restare besoi, anche perché i riguardi un piccolo particolare, visto che si chiacchiera tanto di Europa, no? Quasi nessuno sa che uno dei gruppi più numerosi di questo continente
alle che costituite dalla int che quotidianamente da chiacchiare un elenco così chiamate minoritarie, come il furlan, il ladin, l'occitan, il sardegnol, il catalan, il basque, e su fin in Bretagna, fin tal Galles, fin in Frisia, per non chiacchierare di tutte le minoranze che sono dall'est, sono tutti in troschi in 50 milioni. Non c'è una buona fetta. E la roba poi clamorosa è che strade fasin, queste Europe, che prima aveva un ufficio a queste per curare queste realtà, da anni non la puoi. Questo è un problema che bisogna recuperare. Eliminare. No? Come al solito. Va bene, dottore, io lo ringrazio di essere grazie a te. venuto qui e facciamo un'altra trasmissione dopo specifiche su altre tematiche. Grazie. Allora, mandi a Duc e alla prossima, non stai dismentearsi con l'Aquila dal Friuli, una chiacchierata. Care Aquile Libere è una trasmissione che va in onda settimanalmente, creata e ideata da un movimento politico, in realtà friulanista, che si chiama Aquile dal Friuli. Noi siamo orgogliosi, ci teniamo a dimostrare la nostra appartenenza, è un movimento appunto che parla di Friuli, un movimento che ha anche un suo programma politico e che da qualche settimana il nostro programma politico lo esponiamo in una nuova rubrica che è curata dall'amico Andrea Pasi, referente per il Friuli occidentali di Aquile dal Friuli, che si chiama appunto Le proposte di Aquile. Vi illustreremo settimanalmente quelle che sono in pillole le nostre proposte per migliorare il nostro Friuli. A te la linea, Andrea. Le proposte di Aquile. Riforma dell'edilizia economica e popolare. Creare un ente di gestione dell'edilizia residenziale pubblica che, sul modello sud tirolese, risulti efficiente, in grado di rispondere in tempi brevi alla richiesta abitativa e sia sempre attento alla legalità, vigilando per evitare e controllare ogni sacca di degrado, punti alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente invece di produrre nuova cementificazione, e una riforma che eviti sorpassi in graduatoria da parte di richiedenti che non ne avrebbero vero diritto.